Emanuele Fontana dell'Università di Padova. Emanuele Fontana è, credo, senza dubbio il più giovane dei relatori di questa giornata. Si è addottorato in storia medievale nel 2008 e nel 2012 ha pubblicato una monografia importante dal titolo Frati, libri e insegnamenti nella provincia minoritica di Sant'Antonio. È, come dire, una delle leve giovani della storiografia che si sta impegnando soprattutto sulla cultura nel senso più ampio del termine, che si viene a discutere all'interno dell'ordine francescano essenzialmente. Quindi do ben volentieri la parola, perché è un segno anche come dire, vivente di una traditio studiorum che è sempre più spesso con gli attuali ordinamenti universitari rischia fortemente di essere, come dire, compressa se non interrotta. Prego. Grazie per questa lusinghiera presentazione, professore, e grazie anche per l'invito a questa giornata di studi. Non posso parlare della concezione della storia di Paolino senza fare un accenno alla sua formazione, e quindi partirò proprio da questo. Tra i lettori, ossia tra gli insegnanti dell'ordine dei minori che nel corso del Trecento giunsero ad assumere incarichi di alto livello nella gerarchia ecclesiastica, un posto di primaria importanza, o quantomeno di importanza rilevante, spetta proprio a Paolino da Venezia. Nato con una buona probabilità negli anni 70 del 200 nella città lagunare, come suggerisce la sua denominazione, Paolino è attestato come insegnante nel convento veneziano dei Frari, sicuramente negli anni 1301 e 1308. In base alla documentazione conservata, la sua iniziale carriera di lettore si svolse all'interno della provincia di Sant'Antonio, che all'epoca comprendeva i territori degli attuali Veneto, Trentino, senza l'Alto Adige, e Friuli, e in aggiunta anche il territorio della provincia di Mantova. Paolino compì i suoi studi probabilmente nelle scuole della provincia religiosa d'origine, e come era prassi normale per un frate nato negli ultimi decenni del 200. I due centri di studio più importanti a livello provinciale erano i conventi di Padova e Venezia. Non si può escludere che Paolino abbia studiato nella città di Venezia, ma è più probabile che egli sia stato studente a Padova, perché a Padova proprio ospitava lo studium più importante a livello provinciale, e nella documentazione in effetti la prima testimonianza che riguarda l'attestazione a Padova è del 1293, e quindi insomma sarebbero proprio gli anni in cui Paolino poteva studiare nella città. Pochi in effetti erano i frati che si recavano a Parigi per studiare la teologia. Tra la seconda metà del 200 e la prima metà del 300 i frati studiosi, nella maggior parte dei casi, si formarono nelle scuole della provincia d'origine per poter successivamente ricoprire il ruolo di lettori, ossia un ufficio non accademico. Infatti ricevevano una formazione di base e poi, una volta selezionati, venivano mandati a studiare negli studi più importanti a livello di custodia o di provincia, oppure negli studi generali cui erano ammessi i frati delle diverse province, se il frate veniva ritenuto adatto ad una formazione di alto livello. Gli ammessi a queste scuole seguivano il corso di lettorato, cioè un corso di teologia della durata di 3 o 4 anni, in cui veniva affrontato lo studio della Bibbia, delle sentenze di Pietro Lombardo e dell'omiletica. In ogni caso le province minoritiche assicuravano un livello di formazione alto per i lettori. I lettori più importanti delle province, come Paolino, in effetti erano per la maggior parte non graduati, ossia privi del titolo accademico, come ho dimostrato nella pubblicazione che ha citato
il professore poco fa. Nella provincia di Sant'Antonio il primo maestro ufficiale, quindi graduato, risale al periodo della fondazione della facoltà di teologia, quindi siamo nel 1363. E i due studi più importanti della provincia, come ho già detto, erano Padova e Venezia, ma solo la prima divenne uno studium generale in grado di conferire i gradi accademici, pur essendo Venezia uno studium dotato di una presenza consistente di maestri nella seconda metà del Trecento. E sappiamo poco riguardo ai testi utilizzati dai frati nelle scuole delle province per quanto riguarda la normativa, perché la normativa non è molto precisa al riguardo e sicuramente viene segnalata lo studio della Bibbia, la Bibbia glossata, delle sentenze di Pietro Lombardo e della Summa Teologica di Alessandro di Eis, primo maestro dell'ordine. E a questa lacuna però sopperisce lo studio delle opere prodotte dai lettori stessi, che ci forniscono importanti informazioni sui testi utilizzati nel corso dell'insegnamento, oltre alle note d'uso conservate nei codici utilizzati dai frati. Fondamentale, ad esempio, era anche la storia scolastica di Pietro Comestore. Come ho già detto, Paolino fu lettore negli anni 1301 e 1308. All'interno dell'arco di tempo compreso tra questi 2 anni, Paolino non svolse il compito di docente, ma ricoprì incarichi di governo nella sua provincia, guardiano, custode e inquisitore. L'attestazione immediatamente successiva a questo periodo risale al 1315, quando Paolino fu impegnato in qualità di ambasciatore della Repubblica di Venezia, come poi appunto anche nel 1320. Negli anni successivi, come sappiamo, divenne penitenziario apostolico e poi fu nominato vescovo di Pozzuoli. L'alternanza tra la carriera di insegnante e gli incarichi di governo all'interno dell'ordine e la carriera diplomatica rappresentava il cursus normale per un frate che all'epoca ricopriva ruoli di leadership. I frati, infatti, anche se lettori, si occupavano dell'insegnamento solo in alcuni periodi. Nei periodi di insegnamento i frati si dedicavano anche alla stesura di opere. Nella maggior parte dei casi si trattava di manuali utili per gli studenti. Spesso erano frutto dei loro corsi, ovviamente riscritti a tavolino. Non abbiamo notizie dell'operato di Paolino per quanto riguarda alcuni periodi di tempo, ad esempio tra il 1309 e il 1314, e potrebbe essere che in questo periodo Paolino si sia dedicato all'insegnamento. Paolino in effetti tra il 1313 e il 1315 pare abbia composto il De Regimine Lectoris, che è dedicato comunque a un patrizio veneziano, quindi l'opera in questo caso ha una determinata funzione. Però interessante vedere che potrebbe essere stata composta proprio negli anni in cui poteva essere impegnato in attività di insegnamento. Non è detto, tra l'altro, che Paolino sia rimasto all'interno della sua provincia di origine, perché era normale anche una certa circolazione dei lettori più importanti negli studi delle varie province. Ad esempio, per quanto riguarda la provincia di Sant'Antonio, un frate di Padova è attestato come lettore a Barletta, oppure un frate addirittura era stato inviato a studiare a Napoli, e Paolino potrebbe essere venuto in contatto con l'ambiente napoletano anche prima della sua attività diplomatica. Prendiamo ora in esame le opere storiche, le cronache e l'epitoma, il compendium e la satirica storia. E queste cronache, come sappiamo, raccontano la storia della creazione, dalla creazione del mondo e dell'uomo ai primi decenni del Trecento. Le cronache sono provviste di un prologo realizzato dall'autore stesso, che contiene importanti informazioni sul lavoro dello storico, e i prologhi sono stati editi da Isabelle Landonat, che è qui presente, che ha definito giustamente Paolino come il compilatore più prolisso e il testimone più originale dell'attività storiografica e dell'ordine dei minori nel Trecento.
I 3 testi sono tuttora inediti, tranne qualche estratto, e quindi da questo punto di vista sarebbe proprio necessaria l'edizione completa di queste opere, per quanto sia un lavoro veramente complesso e anche faticoso. Però per capire bene la concezione della storia di Paolino servirebbe proprio questo lavoro. Però per fortuna abbiamo i prologhi, che sono per gli autori medievali una fonte importantissima per parlare della storia. L'Epitoma narra i racconti dell'Antico e del Nuovo Testamento, prolungando la storia degli eventi fino al 1313. Questa indicazione si coglie direttamente dal testo e non dal prologo, che non fornisce nessuna indicazione cronologica, fatta salva la menzione dell'inizio della trattazione dalla creazione. L'Epitoma, che è suddivisa in 244 capitoli, a loro volta suddivisi in particule e partes, e i capitoli a loro volta sono raggruppati in tempora. Essa è conservata in 4 manoscritti, 2 presso la Biblioteca Riccardiana di Firenze, e questi manoscritti comunque in origine erano uniti, e 2 presso la Biblioteca Laurenziana. Contengono in tutti i casi una versione lacunosa in punti diversi. Il compendium, realizzato in 2 versioni, una estesa e una breve, è giunto anche in una traduzione in provenzale. Il prologo del manoscritto conservato presso la Biblioteca Marciana afferma chiaramente che l'opera è il riassunto dell'Epitoma, con un apparato grafico e alcune spiegazioni che permettono di cogliere chiaramente e in modo veloce il contenuto dell'Epitoma. Il codice veneziano sembra essere il testimone più antico del testo, forse realizzato tra il 1323 e il 1328. Inoltre risulta essere il codice più grande per dimensioni rispetto agli altri manoscritti conservati. Visto le numerose note marginali, è stato anche detto che potrebbe essere stato realizzato sotto il controllo diretto dell'autore, ossia potrebbe essere un ideografo. Il codice di Venezia inoltre è corredato di notissime mappe della città, quella di Venezia ad esempio, famosissima, e di disegni di grandi dimensioni. La versione del manoscritto parigino invece risulterebbe essere posteriore. La versione breve del compendium invece è contenuta nel manoscritto Vaticano 1960, trecentesco, e in un codice di Cracovia che è quattrocentesco e riporta solo lo schema essenziale della trama storica. La versione breve è databile tra il 1334 e il 1339, mentre la data effettiva della composizione del testo resta incerta. Anche il manoscritto vaticano sembra essere stato realizzato sotto il diretto controllo dell'autore. Il compendium vuole far vedere la storia nel suo insieme come manifestazione del disegno di Dio. La storia dunque è storia della salvezza. In terzo luogo, la satirica storia, che narra la storia universale dalle origini ai primi decenni del Trecento fino al 1320 o al 1321 a seconda dei manoscritti. Il nome, storia mescolata, indica una storia fatta di più storie, ossia la varietà dei materiali. Si tratta dunque di un testo totalmente redatto, organizzato in 238 capitoli che sono raggruppati nel margine superiore in tempora, divisi solo in particule. È conservato in 9 manoscritti e nella maggior parte dei casi unita a altre opere di Paolino. Il manoscritto della Vaticana risulterebbe essere un esemplare anteriore agli altri. Mi sono permesso di ricordare questo anche per contestualizzare bene poi alcune cose. La tradizione manoscritta delle opere, come sa bene Isabella Landonà, risulta piuttosto complessa perché, secondo gli studi condotti sinora, la stesura definitiva delle cronache risalirebbe al periodo del suo episcopato. L'Epitoma risulterebbe la prima ad essere composta in ordine cronologico, dato che contiene il Terminus Aduquem del 1313, e rappresenterebbe un primo tentativo di compilazione, seguita dal compendium, che ne sarebbe lo schema corredato da immagini e spiegazioni, e infine dalla satirica storia, ultima cronaca in ordine di redazione conclusa verosimilmente nel periodo dell'episcopato a Pozzuoli.
riassumerebbe l'epitoma e la completerebbe. Siamo comunque sempre a livello di ipotesi. I prologhi che accompagnano le tre cronache sono molto importanti per capire la concezione della storia e presentano differenze tra di loro. Il prologo dell'epitoma parte da un versetto del Cantico dei Cantici e Paolino introduce un estratto del sermone 11 di Bernardo di Chiaravalle al libro storico, che richiama i tre elementi dell'anima: intelligenza, volontà e memoria. La storia contribuisce a coltivare tutti e tre gli elementi. È luce per l'uomo in quanto porta all'edificazione dell'animo umano, alla concisione e alla verità. Il compendium presenta due versioni differenti del prologo, una conservata nel manoscritto veneziano, l'altra nel manoscritto della Vaticana. Il prologo del compendium veneziano, il compendium lungo, pone l'attenzione sull'opera come riassunto dell'epitoma, mentre il prologo del manoscritto vaticano, che contiene la versione breve, pone l'accento sulla figura del mestiere dello storico e spiega il funzionamento di uno strumento di visualizzazione, ossia la tavola. La storia è difficile ed è necessario percepirla nel suo insieme, quindi è un'attenzione per la storia vista nel suo insieme che emerge nella versione breve del compendium, ma comunque è presente anche nella versione lunga. Esistono due modi di scrivere: quello degli storiografi, che privilegiano il racconto trascurando la cronologia, e quella dei cronografi, che privilegiano la cronologia a danno della discontinuità della continuità del racconto, che devono essere conciliati attraverso un artificio, ossia la tavola, che unisce la sincronia e la diacronia. La storia in tavola comunque non è un'invenzione di Paolino, in quanto troviamo esempi precedenti e la forma grafica della tavola in tavole sinottiche incontra una certa fortuna anche presso i domenicani nel corso del 200. Basti pensare a Jean de Mailly e a Martin de Tropot. Le tavole diventano uno strumento di lavoro. Il prologo della satirica Storia contiene una riflessione sul lavoro dello storico, che non può conoscere i fatti né per osservazione diretta né tramite la rivelazione divina. Per lo storico è possibile solo la conoscenza tramite testimonianze scritte o orali. In questo modo Paolino afferma l'autonomia formale e metodologica della storia. Questa concezione riprende in parte quella del domenicano Vincent de Beauvais nel suo Speculum Maius. Lo storico inoltre deve fare una scelta tra gli avvenimenti che intende trattare e le spiegazioni che intende dare, oltre a fornire modelli e esempi per gli uomini per evitare pericoli futuri. Paolino dunque ha una concezione tradizionale della storia, ossia quella di una storia esemplare per via eruditionis. Le tre cronache, pur realizzate con modalità diverse, sono strettamente connesse tra di loro e rappresentano appunto questa concezione della storia. Il fatto che Paolino fosse un lector influenza il suo modo di concepire la storia. La storia viene presentata con scopi didattici, soprattutto per quanto riguarda l'epitoma e il compendium. Paolino utilizzò varie fonti, tuttavia non fu un mero compilatore, data l'ampiezza e l'originalità degli apporti personali. Alcuni manoscritti delle sue opere, destinati probabilmente a Re Roberto d'Angiò e a Giovanni XXII, furono realizzati a Napoli sotto la sua diretta supervisione. Il modello dell'opera storica di Paolino, almeno per quanto riguarda l'epitoma e il compendium, è lo Speculum Historiale di Vincent de Beauvais. Nell'epitoma, con una procedura tipicamente scolastica, Paolino tende a riassumere il testo di Vincent de Beauvais individuandone i punti più importanti. Tuttavia, non si tratta dell'unica fonte. Si nota anche l'attenzione di Paolino verso la storia contemporanea, che non è solo uno schizzo né un semplice schema, come avviene magari in altri autori, ma una trattazione vera e propria. Il fatto che i prologhi non ci forniscono indicazioni precise né sul contenuto né sul periodo di composizione dell'epitoma e del compendium, oltre alle modalità di trasmissione della tradizione manoscritta, lasciano aperto il discorso sul periodo di composizione delle due opere, almeno nella loro prima versione.
Inoltre si pone il problema del rapporto tra testo originario e eventuali aggiunte successive, che sembrano anche volute da Paolino stesso. Le cronache, come genere letterario, si prestavano in effetti a aggiunte successive e questo rende difficile capire il momento preciso della stesura originaria delle cronache. E le cronache comunque rappresentano appunto un unico progetto, ma prevedono lo stesso pubblico oppure prevedono pubblici diversi? E quindi in questo senso bisognerebbe anche capire se si tratta effettivamente di un progetto unico oppure comunque di fasi diverse. Ecco, proporrò adesso alcune riflessioni proprio su questo. Per quanto riguarda l'Epitoma, i manoscritti della Laurenziana, realizzati con un formato da libro da banco e con una decorazione, abbiamo una scrittura libraria su 2 colonne, disegni nel margine inferiore dei fogli, provengono dal convento di Santa Croce di Firenze. I manoscritti della Ricardiana sono di formato tascabile, senza tavole, mappe e indici. Anche se non sono rimaste note d'uso o di possesso nei manoscritti della Ricardiana riconducibili all'ambiente del convento francescano di Firenze, questo tipo di realizzazione richiama una certa consuetudine presente all'interno degli ordini mendicanti di fabbricare alcuni codici con una decorazione essenziale e di piccolo formato, utili per l'attività pastorale. I 4 testimoni contenenti l'Epitoma dunque riconducono quest'opera nel circuito delle scuole e principalmente delle scuole francescane. I frati minori di Firenze erano certo interessati alla cronaca, ma per un motivo ben preciso, in quanto essa costituiva un buon manuale scolastico da utilizzare a livello provinciale. Inoltre il prologo dell'Epitoma, che contiene lo sviluppo di un vero e proprio tema, richiama l'ambiente scolastico e l'attività della predicazione, alla quale Paolino era stato formato. Nel prologo dell'Epitoma la materia, ossia la storia universale, non è mai dichiarata esplicitamente, mancano infatti gli estremi cronologici. Solo il prologo della satirica storia esplicita chiaramente la materia, ossia la storia della creazione del mondo fino all'imperatore Enrico VII. Tuttavia è interessante notare come lo sviluppo del racconto storico vada oltre la vita di Enrico VII stesso, arrivando sino al 1320-1321. Questo ci porta a pensare che il testo della satirica, nella versione di cui disponiamo, sia stato forse aggiornato rispetto al testo di partenza. Il compendium, nella versione lunga, è un'opera autonoma. Il compendium potrebbe essere nato, questo è un manoscritto di Venezia, il compendium potrebbe essere nato come testo scritto in forma di rotolo e solo successivamente riportato in altri codici. Questa considerazione si può fare considerando che appunto la forma di rotolo si prestava molto bene allo sviluppo della storia, anche vedendo proprio lo sviluppo degli avvenimenti storici e la conseguenzialità. Quindi la prima stesura dell'opera potrebbe essere avvenuta in questa modalità. In effetti altri frati minori lettori scrissero opere storiche come Giovanni da Mortegliano, frate attivo in Friuli nel pieno Trecento e che si dedicò all'insegnamento. Egli scrisse l'opera nota come Compilatio, ossia una sintesi di storia biblica con informazioni relative anche alla storia universale, nata espressamente come testo complesso e graficamente organizzato in forma di rotolo. L'opera del frate friulano ebbe una discreta diffusione, è contenuta in 24 manoscritti. La Compilatio di Giovanni, come si legge nel prologo, nasce in ambiente scolastico, come strumento di agile consultazione per gli studenti per rendere possibile una conoscenza della storia biblica a coloro che non erano in grado di affrontare la lunga storia scolastica di Pietro Comestore, opera fondamentale nel curriculum degli studi teologici e per riportare subito alla memoria dello studioso i fatti biblici. La necessità di fornire uno strumento agile per chi lo consulta e la necessità di abbreviare sono esigenze tipicamente scolastiche, anche se non sempre gli autori sono necessariamente brevi.
L'opera corredata di Giovanni, corredata di figure realizzate dall'autore stesso, narra la storia biblica e anche la storia universale fino all'epoca dei primi imperatori romani, mentre la seconda parte, nei testimoni più antichi, è costituita da un semplice elenco parallelo di papi e imperatori che termina con Papa Clemente VI e con l'imperatore Enrico VII. L'esame anche della tradizione manoscritta relativo al rotolo di Giovanni da Mortegliano, quindi alla sua opera, risulta complesso perché la compilazio per la sua stessa natura si prestava ad essere manipolata e arricchita con aggiunte posteriori. Si può notare che la data di termine dell'opera oscilla tra il 1344 e il 1349. E il rotolo proprio conservato nella Biblioteca Nazionale Marciana risulta essere tra i testimoni più antichi dell'opera e porta nel prologo la data del 1345 per il completamento della stesura. E lungo tutto il rotolo è stato tracciato un vero e proprio albero genealogico che da Adamo giunge sino all'epoca di Cristo, continuando poi con i primi pontefici e con gli imperatori romani. In corrispondenza dei nomi dei personaggi troviamo il testo della storia con i rimandi ai capitoli della Bibbia e alla storia scolastica che contengono la storia del personaggio. Il testo del rotolo di Venezia sembra contenere un testo in alcuni passaggi ridotto rispetto ad esempio ad un altro rotolo di quest'opera che è contenuto nel manoscritto che è conservato a Parigi. E è composto quest'opera tenendo anche presente l'opera di Pietro di Poitiers, un maestro parigino importantissimo che ha scritto appunto anche lui un rotolo di storia universale. E quindi per quanto riguarda la mise en page del testo, ecco, vediamo che questa forma del rotolo non è assolutamente secondaria. E in ultima istanza riguardo a Giovanni vorrei ricordare che tra l'altro nella stesura successiva, anche nella realizzazione in testimoni successivi, non sia più la forma del rotolo ma la forma del codice, quindi il passaggio al codice può essere un passaggio successivo. L'epitoma e il compendium, strettamente connessi, rappresentano a mio giudizio un tipico prodotto per le scuole conventuali. Il compendium fornisce lo schema della storia universale già presente in opere precedenti, ho citato Pietro di Poitiers, e ha uno scopo chiaramente didattico. Si può dunque ragionevolmente pensare a due opere composte forse negli stessi anni in quanto complementari e realizzate durante l'attività di insegnamento e che quindi poi si prestavano a aggiunte successive. Quindi queste due cronache, diverse rispetto alla satirica e storia, sono un tipico prodotto delle scuole conventuali e tuttavia comunque vi sono dei collegamenti tra il compendium e la satirica e storia che potrebbero far pensare ad una redazione comune. In ogni caso il compendium in queste potrebbe essere stato aggiornato e quindi potremmo noi oggi possedere una versione successiva rispetto alla versione originaria. Il compendium nella versione del manoscritto Vaticano invece ha una sua formulazione breve ed è una sorta di introduzione alla satirica e storia. La satirica e storia, proprio per la sua struttura di opera omogenea e enciclopedica, presuppone un pubblico più allargato, ossia anche quello delle corti, e poi lui stesso sembra averla concepita come tale, almeno nella sua redazione finale. La satirica e storia segna un ostacolo rispetto alle cronache precedenti e dimostra interessi particolari ed è certamente il risultato di un sapere acquisito nel corso degli anni grazie ai viaggi e alle frequentazioni di Paolino. Era un grande collezionista di libri e questo aspetto fu messo in evidenza anche nelle accuse contro la sua attività inquisitoriale ed era dotato di una grande curiosità intellettuale. In ogni caso, con buona probabilità si servì dell'aiuto di altri per la realizzazione dell'opera, come si sarà avvalso della collaborazione di qualche assistente durante la sua attività di insegnamento. In effetti proprio la satirica e storia suscitò molta attenzione da parte dei contemporanei.
e anche i frati minori comunque la utilizzarono, come il celebre frate Tedaldo della Casa, vissuto nel convento di Santa Croce tra la fine del 300 e l'inizio del 400. Data la mole di lavoro, appunto, si può pensare ad un lavoro d'equipe, supervisionato da Paolino stesso. L'immagine e la scrittura sono strettamente unite nell'opera di Paolino, ossia la cartografia è complementare alla storia, come esplicita Paolino stesso, e la geografia è a servizio della storia, ma su questo non mi soffermo perché ci sono già delle relazioni ad hoc. E comunque si nota anche nel passaggio da una cronaca all'altra che, ad esempio nell'Epitoma non è presente, si notano delle differenze. Nell'Epitoma non è presente nessuna descrizione dell'Orbis, mentre il compendio veneziano presenta uno schema molto sommario, mondo è rappresentato con un cerchio, un tavolo e divisione in 3 parti, e poi si arriva al manoscritto della Vaticana in cui la mappa appare in maniera autonoma. Diversa ad esempio l'immagine geografica presente in un altro contemporaneo di Paolino, ossia Piccino De Canistris, sul quale negli ultimi anni si è concentrata l'attenzione degli studiosi anche per l'analisi dei suoi disegni, in quanto presenta una geografia dell'immaginario psicologica. E vorrei chiudere con un brevissimo esame della parte relativa al racconto su Francesco d'Assisi e il racconto agiografico presente nella satirica Storia. Nel manoscritto della Vaticana la parte su Francesco è presentata con una suddivisione in lezioni tipicamente liturgica, mentre in altri codici questo non avviene, ad esempio nel manoscritto di Parigi. Pare di cogliere in questa scelta il tentativo di stendere una nuova biografia del Santo di Assisi che avrebbe potuto anche affermarsi come testo autonomo. In ogni caso la produzione geografica era uno dei tratti caratteristici della produzione scritta dei lettori francescani. In questo senso Paolino è chiaramente un rappresentante del suo ordine e questo emerge nella sua opera di storico. Paolino trae le sue informazioni dalla leggenda Maior e dalla leggenda minor di San Bonaventura, ma un passaggio del testo merita attenzione, in quanto non ricavato dal modello bonaventuriano, ossia il punto in cui Paolino parla dei compagni di Francesco. Interessante il riferimento all'indulgenza della Porziuncola, che negli anni del pontificato di Giovanni XXII fu difesa e accreditata dal Liber di Francesco di Bartolo di Assisi, redatto negli anni 1331-1334. Paolino dà dimostrazione di conoscere i documenti. Tra i compagni di Francesco si colloca Gherardo da Modena, che viene definito uno dei primi frati minori, non uno dei 12. In particolare si afferma che Gherardo fu per un certo periodo di tempo compagno di Francesco e che fu presente alla predica agli uccelli. Se Gherardo è presentato come socio di Francesco nella cronaca di Salimbene de Adam, che forse potrebbe essere la fonte di Paolino, forse però perché mi pare abbastanza difficile, il dettaglio della presenza di Gherardo alla predica agli uccelli non è attestato da nessun'altra fonte. Pare evidente l'intento di dare lustro con questa notizia alla figura di Gherardo, che si distinse come predicatore del movimento dell'Alleluia, ma non sappiamo quale sia la fonte da cui Paolino trasse o fece trarre da qualche collaboratore queste informazioni. E proprio questo aspetto rende speciale l'opera di Paolino da Venezia. Paolino forniva materiali che non era possibile trovare in altri autori e questo rendeva il suo lavoro prezioso. Questo vale anche per Boccaccio, che pur non apprezzando Paolino lo utilizzò ampiamente. Grazie. Va bene. Allora, piccoli, come dire, indicazioni di servizio, visto che i relatori sono stati disciplinatissimi, ci possiamo permettere, avendo a disposizione un'ora e mezzo, 10 minuti di sosta,
Riprendiamo fra 10 minuti esatti e secondo la richiesta di Roberta Morosini ci sarà un'inversione, parlerà alla ripresa il professor Francesco Surtic. Stefano.